Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Ieri sera il Consiglio Comunale di Udine ha approvato all'unanimità, con l'astensione dei consiglieri di Fratelli d'Italia, il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente trentenne dell'Università di Bologna, detenuto da oltre un anno in Egitto. La delibera depositata dal Partito Democratico ha trovato il consenso dell'Aula a favore dello stesso primo cittadino. Come sindaco di Udine ritengo sia nostro dovere esprimere a Zaki la nostra solidarietà e condannare un governo illiberale come quello egiziano, anche per onorare la memoria del nostro Giulio Regeni, ha spiegato Pietro Fontanini. Ma in Aula sono state votate altre due importanti iniziative a favore dei diritti umani, tra queste la mozione di sentimenti a favore di Ambra Canciani, la studentessa 26enne dell'Università di Udine, insultata a San Daniele per il colore della sua pelle. Non solo, sempre ieri sera il Consiglio ha eletto il nuovo garante per i diritti dei detenuti del carcere di Udine. A sostituire la dottoressa Natascia Marzinotto sarà l'esperto Franco Corleone, già sottosegretario alla giustizia. 579 contestazioni e 22 patenti ritirate, questo è il bilancio dei controlli che la Polizia Stradale ha condotto sulle strade della Regione tra il 19 e il 25 aprile per la settimana europea SPID, iniziativa volta a contrastare gli autotrasportatori e conducenti dal piede pesante. 140 multe sono state contestate direttamente su strada, 439 invece sono state le fotosegnalazioni effettuate attraverso gli autovelox, i telelaser, strumenti montati su veicoli civetta che consentono il controllo di velocità a distanza. In particolare 17 autotrasportatori sono stati sanzionati grazie alle perizie effettuate sui cronotachigrafi, ovvero le scatole nere montate sui mezzi pesanti. A Palazzolo infine sono stati fotosegnalati due veicoli di grossa cilindrata, un Mercedes e un Audi, sorpresi a quasi 200 km/h anziché a un massimo di 130 km/h. La cronaca, un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, è stato denunciato alla polizia perché è salito a bordo di un bus a Trieste ma senza indossare la mascherina, motivo per il quale è nata una vivace discussione con altri viaggiatori. Sceso in via Udine ha infranto una vetrata di una pensilina colpendola con un trolley. Infine è stato protagonista di una rissa con altre due persone che l'hanno aggredito, poi si sono allontanate. Gli agenti della squadra volante intervenuti sul posto hanno identificato e denunciato l'uomo, che è anche stato sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica. Le indagini sono in corso per individuare i due aggressori. Si sono trovati a giocare a carte in un garage di Villa Santina, qualcuno ha segnalato l'assembramento sospetto, sul posto sono intervenuti i carabinieri. All'interno della rimessa c'erano 6 giovani del posto senza mascherina e senza distanza di sicurezza. È successo intorno alle 22 di ieri. I ragazzi sono stati tutti multati in base alle normative anti-Covid. Per loro è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro a testa. Curioso incidente questa mattina a Pordenone. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Dante per la messa in sicurezza e rimozione di 2 auto rimaste in bilico sul solaio di alcuni garage interrati. A far finire le 2 vetture in quella precaria posizione è stato un furgone che per un guasto all'impianto elettrico ha azionato autonomamente il motorino d'avviamento, avanzando e tamponando i 2 veicoli che hanno sfondato il parapetto. I pompieri, dopo aver sollevato le auto con cuscini pneumatici, le hanno messe in sicurezza, trainandole con un vericello sul posto la Polizia Locale di Pordenone per i rilievi. Un rapporto della Commissione Europea piazza l'Italia agli ultimi posti per la digitalizzazione e connettività, in difficoltà fasce di popolazione e imprese soprattutto in montagna. A sollevare il caso di servizi in Valcellina e Carnia denunciati dall'europarlamentare Marco Dreosto. Un'interrogazione sui disservizi telefonici della montagna friulana è servita a Bruxelles come spunto per una riflessione amarissima sui ritardi dell'Italia nel campo internet. Il nostro paese risulta infatti penultimo tra i 26 partner europei in fatto di digitalizzazione delle società, mentre si trova al 17° scalino sul fronte della connettività del territorio. Dati pessimi che emergono da una relazione fornita dalla Commissione europea al deputato friulano della Lega Marco Dreosto. Quest'ultimo aveva presentato un'interpellanza di denuncia dopo i continui
continui disagi subiti dalla popolazione dell'arco alpino del Friuli Venezia Giulia e in particolare della Valcellina, della Carnia e della Val d'Arzino. Reti che collassano a ogni minima perturbazione, pochi investimenti, segnale internet per cellulari assente su intere fasce abitate. A soffrire di più di questo gap sono le imprese, che scontano una concorrenza fortissima da parte delle omologhe di tutta Europa. L'Italia può ancora cogliere l'occasione di colmare questi divari ricorrendo alle risorse comunitarie, soprattutto se impiegherà il 20% del Recovery Fund nel campo della transizione digitale e la diffusione delle reti 5G, fa notare la Commissione europea. Un appello che Dreosto ha fatto proprio, mettendosi a disposizione della Regione e delle aziende friulane per non perdere le opportunità annunciate in Europa. Alla cerimonia di inaugurazione dell'app vaccinale di Gemona, alla presenza del commissario straordinario per l'emergenza Covid Figliolo, ha partecipato anche l'assessore regionale delle finanze Barbara Zilli, che ha sottolineato l'importanza della giornata per Gemona, simbolo ancora una volta della ripartenza. Un momento importante per l'inaugurazione dell'hub vaccinale di Gemona, che appunto viene aperto alla popolazione in un periodo molto sentito per noi, il 45esimo del sisma del 76 che devastò il Friuli, ma che segnò anche la grande ripartenza. Una ripartenza che oggi viene ricercata e trova le sue radici nella grande solidarietà, nella grande forza dei volontari che aiutano e che continuano a seguire questa fase di rinascita che ci meritiamo tutti dal coronavirus. La Giunta per le nomine del Consiglio regionale presieduta da Piero Mauro Zanin ha espresso parere favorevole a maggioranza sì dei gruppi di centrodestra, no di PD, Open Sinistra, FVG, astenuti Movimento 5 Stelle, Patto per l'Autonomia e Cittadini, alla conferma di Edgardo Fattora, presidente di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia. Sebbene a seguito dell'accordo quadro sottoscritto nel 2018 dai soci di Mediocredito, la quota di capitale della regione Friuli Venezia Giulia sia scesa al 47% e la maggioranza sia stata acquistata dal gruppo ICREA, segnando così un mutato assetto societario. Spetta ancora alla Regione la designazione del Presidente. Oltre alle problematiche relative alla neve, il Giro d'Italia deve anche prepararsi allo sconfinamento in Slovenia, previsto nella tappa Grado Gorizia di domenica 23 maggio. Sentiamo il patron dell'organizzazione della Corsa Rosa in Friuli Venezia Giulia, Enzo Cainero. Le criticità per quanto riguarda poi anche la tappa Grado Gorizia, nel senso c'è ovviamente il tanto atteso anche passaggio e il coinvolgimento della Slovenia, anche questo cosa comporta? Ma la Slovenia è al top adesso del ciclismo. Se ci fosse stato Pogačar o Roglič al Giro avremmo avuto metà Slovenia lì sul circuito. Loro sono molto, molto impegnati. Mi chiamano spesso, io vado lì spesso. Mercoledì prossimo ci sarà la prova delle polizie slovene e italiane che si scambiano durante il passaggio e sarà una giornata molto importante perché lanciamo anche qui Gorizia e Nova Gorica, capitali europee, e quindi bisogna ci saranno tante attività, è molto ma molto però stimolante. Dico questo perché lo faccio molto volentieri per l'Isontino, che avevo un po', non dico trascurato, ma insomma non avevo privilegiato nelle mie scelte. Grazie all'amico Edi Reia siamo riusciti a individuare questo percorso che è anche tecnicamente molto bello. In settimana sono previste integrazioni da parte della Conferenza delle Regioni in merito alle linee guida per le sagre e fiere tradizionali. Al momento la partenza degli eventi è fissata al 1° luglio, ma con l'incognita coprifuoco. Il Comitato regionale delle Pro Loco d'Italia spera di ritrovare le linee guida dello scorso anno proprio per riuscire a organizzare quelle iniziative, quelle feste realizzate lo scorso luglio e agosto. Si dovrebbe ripartire col 1° di luglio, in quanto eventi e manifestazioni temporanee, come dire, andavano di pari passo con tutte le altre fiere, congressi, quelle tipologie di eventi che ripartono dal 1° luglio. Nel decreto della scorsa settimana non si fa menzione ancora di questa cosa qua, però siamo ormai reduci dell'esperienza dell'anno scorso. Diciamo che ci aspettiamo un qualcosa di analogo a livello di pubblico spettacolo, quindi concerti, cinema all'aperto, tutte queste cose qua, è abbastanza similare all'anno scorso. L'anno scorso si era partiti con una capienza al chiuso di 200, quindi è già migliorativo da quel punto di vista lì. Per quanto riguarda
le manifestazioni che prevedono somministrazioni. Ovviamente siamo equiparati niente di più, niente di meno a quello che ristoratori, pizzerie, certo, bar devono attenersi. Un grosso problema che c'è stato l'anno scorso è nel momento in cui dovevi delimitare tutte le aree e avere una certezza sul numero dell'affluenza. Ecco, lì è evidente che è una questione molto complessa. Capite bene, se è difficile per un comune, pensate voi per un'associazione di volontariato quale una Proloco, che lo è ancora più, insomma, consistente questa difficoltà. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.